Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Fermata una coppia di Palermo accusata di complicità con l'autore della strage di Altavilla Milicia. Per gli investigatori una setta ossessionata da Satana all'origine del massacro. Hanno fatto un esorcismo, dice la figlia, scampata all'orrore. Lacrime e rabbia nel liceo di Bagheria frequentato da Kevin, il sedicenne ucciso con il fratellino e la madre. Era uno studente modello, stamane a scuola un minuto di silenzio. Non si ferma la protesta dei trattori, gli agricoltori chiedono fondi per fronteggiare lo stato di crisi nazionale. Domani saranno a Poggioreale, giovedì al Circo Massimo a Roma. Allarme siccità, a rischio la produzione di carciofi e pure di angurie. I produttori non ci resta che pregare che piova. Lo stabilimento Tressan di Catania può diventare il primo impianto fotovoltaico in Europa. Il ministro Urso alla Gigafactory, obiettivo combattere la concorrenza sleale dei cinesi. Il governatore Schifani a TG Sicilia, nessuna crisi in regione, sto facendo incontri bilaterali molto utili con gli alleati, c'è piena volontà di sostegno al governo regionale. È il giorno dell'8ª, a Catania si chiudono i festeggiamenti in onore di Sant'Agata, per la prima volta l'arcivescovo Renna visita la metro. In piazza Giovanni XXIII, sede della mostra dell'Accademia di Belle Arti. Calcio. Catania senza vittoria da un mese, i rossazzurri pareggiano 0-0 con la Casertana, vola il Messina dopo il successo con l'Avellino, in riva allo stretto sognano i play-off. Altavilla Milicia, un terrificante esorcismo deciso per liberare la famiglia e la casa dalla presenza di Satana. Dopo l'arresto di una coppia di palermitani fanatici religiosi, complici dell'autore del massacro, si rafforza l'ipotesi appunto di una setta sanguinaria all'origine della strage in famiglia. I figli del muratore assassino torturati prima di essere uccisi, il cadavere della moglie dato alle fiamme. Roberta Lunghi. Una setta religiosa e un sanguinoso esorcismo dietro la strage familiare di Altavilla Milicia. Si compone di ora in ora il puzzle dell'orrore consumato nella villetta del paese in provincia di Palermo. Ieri, insieme a Giovanni Barreca, muratore 54enne che si era consegnato ai carabinieri, confessando gli omicidi della moglie e di 2 dei 3 figli, è stata fermata una coppia di palermitani, disoccupato lui e dedita al commercio online di prodotti di bellezza lei, ma di fatto entrambi fanatici religiosi. Per Sabrina Fina, 42 anni, Massimo Carandente, 50, le accuse sono le stesse di Giuseppe Barreca, omicidio plurimo e soppressione di cadavere. Sarebbero stati loro a rafforzare la convinzione che Satana si fosse impossessato dei familiari dell'uomo, per i quali la salvezza sarebbe passata da un esorcismo per eliminare le presenze demoniache in casa, partecipando poi al rito. La pratica estrema per gli investigatori si è palesata con il volto del massacro, con i cadaveri dei bambini in casa, probabilmente strangolati, uno legato a una catena. In un'altra stanza sotto shock la sorella di 17 anni, l'unica risparmiata e che ha guidato gli investigatori pronunciando la parola esorcismo. I resti della moglie, Antonella Salamone, sono stati trovati bruciati e sepolti a poca distanza dall'abitazione. Alla coppia accusata di complicità nei delitti i carabinieri sono arrivati grazie alle analisi dei cellulari del muratore e ad alcune testimonianze. L'ossessione religiosa emerge anche dai profili social dei due nel caso di Carandente, totalmente monotematici. In un post l'uomo scriveva: Satana sta usando i pastori corrotti, o quando il popolo di Dio prega il diavolo trema. La coppia aveva conosciuto il muratore durante incontri di preghiera in una chiesa evangelica da cui si erano del tutto allontanati. E proprio Cristian Violante, un pastore evangelico che racconta di avere conosciuto Barreca, su Facebook scrive: noi viviamo l'amore di Cristo e cerchiamo di darlo al nostro prossimo, siamo distrutti per l'accaduto. Questa persona non è un evangelico, ma una setta satanica che si spaccia per tale. Lacrime e rabbia nel liceo artistico che frequentava Kevin, ucciso dal padre con il fratellino e la madre. La preside ricorda così il sedicenne Marco Gullà.
Liceo artistico Guttuso di Bagheria. Questa è la scuola che frequentava Kevin, il sedicenne ucciso ieri dal padre ad Altavilla Milicia. La sirena che suona dà inizio ad un minuto di raccoglimento per la tragica morte dello studente. Volti tristi, nessuno dei compagni di Kevin vuole parlare. Lo studente viene ricordato così dalla preside. È molto costante e tra l'altro era molto attivo. Nelle giornate di Open Day si è attivato qua a scuola a lavorare, ha fatto vedere effettivamente come si lavora in questa scuola. Ma i genitori venivano qui a scuola a parlare con i professori? Sì, la mamma è venuta spesso a parlare con i professori. Il papà non si è mai visto? Questo non so dirlo perché non so se effettivamente è venuto. Io la mamma l'ho vista anche la scorsa settimana. I compagni piangono, non sanno darsi una spiegazione a quanto accaduto. Male. Piangono tutti, sono tutti in classe che piangono e non vogliono essere completamente disturbati. Tra l'altro i primi loro ieri hanno detto preside, anche se era domenica, mi hanno mandato dei messaggi dicendo preside non vogliamo più partecipare a nessuna manifestazione di carnevale. Difficile da spiegare, però adesso con i mezzi, con alcuni colleghi, con l'aiuto di magari qualche psicologo proprio per spiegare questo evento orribile, tragico. In questa scuola va anche la sorella di Kevin, l'unica sopravvissuta alla follia del padre. Anche lei molto brava, è seguita a casa, segue le lezioni. E per ricordare Kevin, i compagni di scuola hanno lasciato sul banco un mazzo di fiori. Un mazzo di fiori. Mazzo di fiori. Un giovane di 31 anni è morto a Niscemi precipitando in un pozzo nel tentativo di salvare il suo cane. Zeri Italia. Niscemi sotto shock per la tragedia di ieri sera incontrata a Ulmo, a pochi metri dalla base americana del MUOS, dove un giovane di 30 anni, Salvatore Leonardi, ha perso la vita dopo essere precipitato in un pozzo irriguo profondo una quindicina di metri. Salvatore, che avrebbe compiuto 31 anni a settembre, stava passeggiando con il suo pitbull Ares, quando per cause ancora da accertare il cane è finito all'interno della cisterna. Il giovane, nel disperato tentativo di recuperare l'animale, è precipitato a sua volta dentro al pozzo. L'amico che era con lui ha chiamato immediatamente i soccorsi, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gela e anche il nucleo sommozzatori di Palermo, ma quando sono arrivati i soccorritori purtroppo era già troppo tardi. A causa della ipotermia, a causa delle basse temperature, Salvatore non ha retto, ha cercato di aggrapparsi a qualsiasi cosa con le unghie e con i denti, ma è finito verso il fondo annegando. Le operazioni di recupero si sono protratte fino a tarda sera. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i poliziotti e il commissariato di polizia. Salvatore amava profondamente Ares e non appena lo ha visto in pericolo non ha esitato un attimo. Ha tentato di raggiungerlo attraverso un grosso tubo della pompa di collegamento, ma poi è finito all'interno del bacino idrico andando incontro a un tragico destino. Salvatore ha resistito qualche ora, ma poi, stremato dall'ipotermia e dalla fatica, è stato trascinato a fondo. Ares, invece, è stato recuperato e messo in salvo dai vigili del fuoco. Sta bene ed è tornato a casa, dove purtroppo non troverà più il suo amato padrone. Il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, ha annullato le manifestazioni del carnevale in programma per oggi, invitando la cittadinanza a unirsi al dolore della famiglia Leonardi, stimata e conosciuta in città. Uniti e pronti al raduno nazionale di Roma al Circo Massimo, oggi la protesta dei trattori continua nel Palermitano. Domani l'evento siciliano più imponente a Poggioreale, dove tutto è cominciato. I comitati spontanei chiedono a gran voce lo stato di crisi nazionale. Roberta Lunghi. Proseguono uniti e compatti gli agricoltori siciliani nella loro protesta che oggi si snoda nel Palermitano con un corteo di mezzi sulla strada statale da Bolognetta fino al mercato ortofrutticolo di Villa Abate. È la Sicilia che alza la voce, quella nata dalla disperazione di comitati spontanei che senza personalismi interni sono stati i primi nel paese a lanciare un allarme forte e coinvolgente, tanto da decidere di dare vita per domani alla più imponente manifestazione nell'isola, Poggioreale. Andremo dove tutto è cominciato, ci spiega così Lorenzo Giocondo, portavoce della protesta in Sicilia, che annuncia anche un intervento dal palco del Carnevale di Sciacca. Al vertice delle richieste la proclamazione dello stato di crisi nazionale che gli agricoltori siciliani condivideranno, partecipando peraltro numerosi all'appuntamento nazionale di giovedì a Roma, al Circo Massimo. Saremo circa 1000, continua Giocondo, e di ora in ora si stanno aggiungendo presenze. La forza della protesta si accentua anche alla luce della convinzione da parte degli agricoltori siciliani che dalla politica nazionale, così come da quella europea, non arrivi null'altro che dichiarazioni propagandistiche. Sono dei geni, la politica è geniale, la Conca d'Oro, tutto abbandonato.
Da Roma, dove sta partecipando a incontri che puntano anche alla strutturazione dei comitati spontanei in una forza organizzata, Lorenzo Giocondo non dimentica le promesse vane del ministro Salvini, che aveva sbandierato il no all'import del grano canadese. Solo parole al vento, tristemente dichiara. Allarme siccità, si rischia un'estate senza angurie. Uno dei principali produttori di cocomeri dice: non ci resta che sperare in Dio. Dalla regione solo silenzio. È a rischio anche il secondo raccolto di carciofi. Tonino De Mana. Ettari ed ettari di terreno a secco, dalla piana di Catania al Calatino, e non se la passano meglio le campagne del Siracusano e del Ragusano, dove si producono la maggior parte delle angurie siciliane. L'allarme siccità rischia di azzerare persino la produzione dei cocomeri, il frutto per antonomasia dell'estate. Basta osservare le immagini per capire la drammaticità della situazione. Di questo passo e senza pioggia, l'attuale raccolto si attesterebbe al 25% rispetto allo scorso anno, quando furono prodotti 1 milione di quintali di angurie, un meno 75% che non fa dormire i produttori, a cui non rimane altro che affidarsi al cielo. Sperando che il cielo, il nostro Dio, che ci aiuta a questa agricoltura siciliana che siamo a collasso. È una danza della pioggia, perché aspettavamo questa pioggia di ieri, di oggi, e oggi con questo sole non abbiamo avuto completamente pioggia in questa piana, nel Calatino non abbiamo nessuna pioggia completamente. Nell'immediato preoccupa anche la seconda produzione di carciofi prevista a metà marzo. La seconda produzione dei carciofi è compromessa perché i vasi siamo al di fuori dell'acqua, non abbiamo acqua per fare l'irrigazione e abbiamo questi problemi che la seconda campagna dei carciofi non la possiamo fare. Soprattutto nel mese di marzo fino ad aprile, sotto Pasqua, abbiamo difficoltà a avere un prodotto bello, eccellente come quello del carciofo dell'Etna. Rametta sollecita l'intervento della regione, che al momento è silente. Ancora la regione siciliana non ha dato nessun supporto, nessuna cosa, ne ha chiamato neanche a me, che sono uno dei primari cocomerai in Sicilia, che faccia angurie, e siamo in difficoltà tantissima. A questo punto solo Giove Pluvio può salvare le angurie e di conseguenza l'estate di milioni di siciliani. Lo stabilimento Tresan di Catania può diventare il primo impianto fotovoltaico in Europa. Stiamo per varare il piano 5.0 con crediti fiscali alle imprese che innovano. Il ministro Urso, in visita alla Gigafactory, aggiunge: obiettivo combattere la concorrenza sleale dei cinesi. Luca Ciliberti. Ministro, un prodotto di nicchia, il pannello bifacciale, e la concorrenza cinese. Che futuro c'è per questa Tresan? Questo è il futuro, perché noi abbiamo previsto nelle prossime settimane l'approvazione del piano Transizione 5.0, che serve a rendere più competitive le imprese italiane nel campo del digitale e della tecnologia green. Il ministro per le imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, ha visitato oggi la Gigafactory Enel Tresan a Catania, un sopralluogo a distanza di pochi giorni che fa seguito alla visita del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Come dire, il governo qui c'è. Il ministro annuncia un investimento da 700 milioni di euro tra risorse di Enel, dell'Innovation Fund e del PNRR, che porterà alla realizzazione della fabbrica, che raggiunge 1 miliardo considerando anche i costi operativi. La Tresan a Catania oggi di fatto, per il tipo di pannelli che produce, ha difficoltà a stare sul mercato. Per evitare che queste risorse vadano soltanto ai pannelli cinesi venduti sotto costo, quindi con dumping in Europa, ci stanno invadendo, noi abbiamo creato nel decreto energia una norma che prevede che l'Enea stabilisca dei criteri di qualità, così che gli incentivi pubblici vadano a quelle pannelli fotovoltaici che siano più avanzati. L'idea del governo Meloni è vincere la concorrenza con un polo innovativo che potrà beneficiare anche di un sostanzioso credito d'imposta. Il piano Transizione 5.0 avrà una risorsa di quasi 13 miliardi in 2 anni, 2024-2025, e prevede che le imprese italiane che vogliono digitalizzarsi attraverso appunto la nuova tecnologia dei chip, dei semiconduttori, e che vogliono essere più efficienti sul piano energetico attraverso impianti
di energia rinnovabile ai fini del proprio autoconsumo industriale possano utilizzare queste risorse, che nel caso in cui avessero tutte e due le direttrici possono giungere al 40% di credito fiscale, un grande impulso a fare nelle prossime settimane. Il governatore Schifani alla TG Sicilia: nessuna crisi in regione, sto facendo incontri bilaterali molto utili con gli alleati, c'è piena volontà di sostegno al governo regionale. Luca Ciliberti. C'è tensione politica all'interno della sua maggioranza, oggi comincerà a sentire un po' i partiti, che cosa succederà? No, già ho sentito, oggi finisco, non c'è tensione, sto facendo così degli incontri bilaterali per insediare un attimo delle regole, anche se il voto segreto dell'Assemblea regionale è un voto senza precedenti, non presente in nessuna regione. Andiamo avanti serenamente, ho trovato questi incontri bilaterali molto utili, trovo pieno volontà di sostegno al governo, anche perché siamo chiamati ad adottare anche dei comportamenti importanti. Il ministro di Cattaneo ha dimenticato, a proposito dei rigassificatori, di ricordare, il ministro Urso lo ringrazio, di aver inserito in questo decreto una norma che consentirà al governo regionale di poter realizzare con più velocità i rigassificatori. Le province ormai se ne parlerà quando il governo nazionale e il Parlamento nazionale approveranno questa riforma, allora torneremo a parlare. Fino adesso ormai era capitolo chiuso, siamo tenuti al rispetto delle regole, alla scadenza dei consorzi, dei commissari che avevamo prorogato, si parlerà di legge del Rio perché siamo tenuti a farlo. E poi c'è la partita aperta in Forza Italia per la vice segreteria nazionale. Schifani e la Sicilia vogliono dire la loro. Per quanto riguarda la presenza della Sicilia, dato per scontato che, ripeto, un Presidente della Regione secondo me è sbagliato che possa ambire a qualche carica, infatti non mi candido a nulla, mi auguro che i vertici del partito possano ricordarsi che la Sicilia, il granaio dei voti di Forza Italia, possa avere una corretta e logica rappresentanza. Non è questione di poltrone, è questione di partecipare da parte di una regione che dà grandi consensi a Forza Italia ai processi decisionali del partito. Oggi è il giorno dell'8ª. A Catania si chiudono i festeggiamenti in onore di Sant'Agata e per la prima volta l'arcivescovo Renna ha visitato la stazione della metro in piazza Giovanni XXIII, dove è stata allestita la mostra dell'Accademia di Belle Arti. Adelaide Barbagallo. Il popolo di Agata, così familiarmente chiamano i devoti la patrona di Catania, si è riunito in cattedrale per riabbracciare la santa. L'emozione dell'apertura del sacello e l'esposizione del busto reliquiario della martire si è rinnovata stamattina, giorno dell'8ª. In basilica dalle 7:30 è un susseguirsi di celebrazioni liturgiche, l'ultima alle 19 con la processione in piazza Duomo. I devoti sono tornati ad indossare il sacco bianco, ad offrire fiori, candele, elevare preghiere e dopo le restrizioni dovute al Covid possono venerare e baciare le reliquie. È l'ultima giornata delle festività agatine di febbraio, poi l'appuntamento con Sant'Agata sarà in agosto. Saranno mesi carichi di attesa. I devoti devono dire a se stessi davanti al sacello di Sant'Agata, ma anche nel segreto del loro cuore, nella Quaresima che sta per iniziare fra 2 giorni: ma la mia vita è cresciuta grazie a Sant'Agata o ho vissuto solo una parentesi e poi ritorno ad essere come prima o forse peggio di prima. E anche quest'anno l'Accademia di Belle Arti ha voluto dedicare una mostra alla patrona di Catania con le nuove icone contemporanee realizzate dagli allievi ed ex allievi. Si chiama Agata in Movimento, allestita alla stazione metropolitana Giovanni XXIII e visitata per la prima volta dall'arcivescovo Renna. Ritengo che una metro qualifichi una città, la faccia diventare più città, perché facilita i percorsi, riduce il traffico delle auto e permette di raggiungere dei punti importanti. Una truffa nell'assistenza agli anziani è stata scoperta dalla direzione investigativa antimafia, sequestrate 3 società a un commercialista. Da Messina, Francesco Triolo. La vecchia società sotto sequestro, duplicata in una nuova almeno di facciata che si occupava di assistenza agli anziani. Questa è la truffa scoperta dalla direzione investigativa antimafia di Messina e messa in atto da un commercialista irreitano, Michele Nigrelli, 63 anni, che già lo scorso anno era stato destinatario di un sequestro record da oltre 12 milioni di euro. La nuova società, una casa di riposo, infatti era intestata formalmente a soggetti terzi compiacenti, di fatto replicava un'altra cooperativa posta sotto sequestro. Stessi locali,
uguali anche alcuni dipendenti della cooperativa precedente che erano stati assunti dall'azienda sottoposta a sequestro. Nel corso degli accertamenti sono state individuate 2 imprese operanti nel settore edile e della consulenza fiscale, ritenute riconducibili sempre alle commercialiste in quanto il loro capitale sociale è risultato detenuto anche dai familiari di quest'ultimo. Anche queste 2 imprese, come la prima, sono state sottoposte a sequestro per un valore stimato in circa 200.000 euro. Il sequestro dello scorso gennaio aveva interessato invece 7 attività imprenditoriali attive nei settori degli studi professionali, della lavorazione della ceramica e del vetro, edile, di assistenza a favore di anziani e disabili. 25 fabbricati, di cui 2 appartamenti di pregio nel centro storico di Palermo, terreni, un'auto e rapporti finanziari. Facciamo una breve pausa, tra poco per il calcio, il Catania che non sa più vincere e il Messina che vola. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio. Il Catania pareggia 0-0 con la Casertana e crea le maggiori occasioni quando resta in 10 per l'esclusione di Sturaro. La vittoria manca ormai da un mese. Marco Calli. In una stagione nata male che si spera migliori, il Catania incappa in un'altra partita sull'altalena, anche emozionale. Gioca il primo tempo senza creare quasi nulla, resta in 10 e paradossalmente meriterebbe di vincere la partita. Alla fine però i 3 punti non arrivano da un mese e la classifica langue. Ci possono essere tanti motivi, noi lavoriamo per cercare di risolverli. È chiaro che non è un momento facile perché per i motivi che sapete. L'altalena è anche fra il pubblico, le curve protestano, la tribuna applaude per il secondo tempo che dopo il tiro finito fuori di un niente di Chiricò regala le emozioni più grandi. Si parte con l'espulsione per doppio giallo per Sturaro, si arriva fino alle occasioni in serie che spalancano la porta alle riflessioni. Venturi è il migliore in campo, ma in attacco non si possono fallire possibilità simili. Cicerelli soprattutto, ma anche Di Carmine comunque sempre pericoloso. Meno Costantino che a Picerno si era divorato 2 occasioni e che invece pesca bene l'angolo con la Casertana trovando il riflesso del portiere. Ecco, questa tendenza a non concretizzare va cambiata anche in vista del ritorno di Coppa con Rimini. Sturaro ha fiducia. Questa squadra io l'ho vista, la guardo da metà dicembre e spesso da tifoso ho visto una squadra fragile, è una squadra che può prendere gol in qualsiasi momento, che ha preso buchi in qualsiasi momento. Ecco, questo secondo me non può accadere. Oggi il primo tempo è stato così, no? Noi siamo alla ricerca di questo, dobbiamo continuare su di questo e poi da questo mettere dentro tutto il resto. Il lavoro è tanto, ma abbiamo voglia di fare. Con la vittoria di Avellino il Messina porta a 8 i punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Dopodomani nel turno infrasettimanale giallorossi impegnati al Francoscoglio contro il Sorrento. Sergio Colosi. Ad Avellino il Messina ha messo un punto fermo nella corsa salvezza, ma non solo, perché alimenta il sogno play-off, inatteso ma legittimo per i numeri di una classifica senza precedenti negli ultimi sofferti campionati di Serie C. 8 punti di vantaggio dai play-out e 4 di ritardo dai play-off dopo la brillante vittoria di Avellino, la quarta in 5 turni. L'ha firmata un protagonista a sorpresa nella metacampo avversaria, quel Marco Manetta che in una domenica di assoluta emergenza ha guidato il suo reparto con esperienza e concretezza. Difesa e contropiede nella partita del Messina che ha sofferto tanto, quando è servito ha fatto le barricate, ma ha creato le occasioni migliori, una su tutte, quella clamorosa dell'ex Plescia, che non ha ripetuto il gol decisivo dell'andata. 1-0 comunque il finale, come lo scorso 1 ottobre. I giallorossi raccolgono 6 punti contro i campani e si avvicinano all'obiettivo. Modica ha speso parole di elogio per il suo Messina. Sono stati bravi ragazzi, veramente mi stupiscono sempre di partita in partita. Adesso stiamo facendo una bella striscia positiva di risultati, hanno acquisito una grandissima e sana consapevolezza delle proprie forze, delle proprie qualità e la cosa più bella è che lo si vede dentro il campo, che a me fa un piacere infinito, che li vedo divertire attraverso il lavoro e che dentro sprigionano empatia tra di loro. Mercoledì si torna in campo per un turno infrasettimanale. Al Francoscoglio ci sarà il Sorrento. I numeri dicono che non si giocherà soltanto per la salvezza.
E noi ci fermiamo qui, il TG Sicilia torna stasera alle 20, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.